Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ondata di maltempo sulla Sicilia orientale, danni a causa delle forti raffiche di vento, segnaletica stradale, pali della luce abbattuti nel catanese, paura a Paternò per un albero crollato su una palazzina. I vigili del fuoco richiamano il personale libero dai turni di servizio. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina salva a tempo determinato. La Regione concede una proroga tecnica di 6 mesi in attesa che il Ministero della Salute si pronunci sul futuro del centro di eccellenza. Stamattina protesta di associazioni, sindaci e famiglie di tutto il comprensorio. Sovraffollamento, carenza del personale e mancanza di assistenza psichiatrica. Si riaccendono i riflettori sulle condizioni delle carceri siciliane. Ai nostri microfoni parla il nuovo garante regionale dei diritti dei detenuti. Meno sale fa bene. Nella settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, i consigli di medici e dietologi per contenerne l'uso e ridurre le probabilità di patologie cardiovascolari. Calcio, il Palermo fallisce la qualificazione ai playoff di Serie B. I rosanero si fanno rimontare in casa 2 gol dal Brescia e mancano l'ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Catania in cerca del nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie C, 4 nomi su cui la dirigenza sta puntando l'attenzione. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia che arriva da Taormina. La Regione dice sì a una proroga tecnica della convenzione per il centro di cardiochirurgia pediatrica. Si tratta di un centro di eccellenza, 6 mesi in più che serviranno a studiare una soluzione stabile. Intanto stamattina a Giardini Naxos è andata in scena una protesta in difesa appunto di questo centro di eccellenza. Ce ne parla Francesco Triolo. La firma ancora deve ufficialmente arrivare, anche se il presidente della regione Renato Schifani ha già dato il suo ok. La convenzione tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in scadenza del 31 luglio, potrà essere prorogata per 6 mesi in attesa di quello che dovrà essere il definitivo nuovo riassetto della struttura. Il presidente della regione ha già dato mandato all'ASP di Messina di operare in tal senso, dopo aver avuto delle interlocuzioni positive con il ministro della Salute, che doveva autorizzare la presenza nella regione di 2 centri di eccellenza dopo l'attivazione al prossimo 1 luglio della cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo, in collaborazione con la Fondazione San Donato di Milano presieduta da Angelina Alfano, che poteva far venire meno l'esigenza di prorogare la convenzione del centro di eccellenza taorminese. Così erano partite le proteste della cittadinanza, delle istituzioni locali, di cittadini e parenti dei piccoli pazienti che arrivano dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria e dal Meridione in generale, come quella che si è tenuta questa mattina a Giardini Naxos, nonostante il maltempo. Noi genitori la speranza ce l'abbiamo, ce l'abbiamo perché qui stiamo parlando di bambini e speriamo che veramente dopo, ragazzi, dopo tanti anni di battaglie si arrivi veramente ad una conclusione positiva. La proroga tecnica della convenzione quindi scongiura momentaneamente la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e potrebbe portare al vero obiettivo finale, la nascita di un centro specialistico interregionale stabile che serva la Sicilia e la Calabria, un progetto a cui si lavora da tempo e che potrebbe vedere la sinergia tra le 2 regioni anche a livello economico per mantenere aperta la struttura, che è ormai un centro di eccellenza consolidato con 3 cardiochirurghi pediatrici in pianta stabile, reparti e personale affiatato che da 15 anni opera sul territorio. E in attesa di proporvi il servizio che abbiamo annunciato sul maltempo, vi diamo qualche notizia. Migliorano le condizioni del 14enne accoltellato dal compagno di scuola di 11 anni nei giorni scorsi a Palermo, a pochi metri dalla scuola che i 2 ragazzini frequentavano. La vittima, che nel racconto dell'aggressore avrebbe compiuto sistematici atti di bullismo, è stata più volte sentita dagli inquirenti, ma ha smentito di aver fatto subire angherie al ragazzino. L'11enne, che non è imputabile vista l'età, continua invece a descrivere l'adolescente come un bullo e racconta di aver reagito solo alle sue prevaricazioni. Ma gli investigatori parlano di una vendetta meditata e pianificata. L'aggressione infatti è andata a scuola, l'aggressore infatti è andato a scuola con un coltello, ha atteso il compagno e lo ha ferito.
Sentiamo la nuova voce, anzi la voce del nuovo garante dei detenuti, perché i recenti fatti di cronaca nelle carceri siciliane hanno richiamato questo intervento, l'intervento di un'istituzione regionale che si occupa appunto dei diritti dei detenuti, che alla luce della recente visita nel penitenziario di Augusta focalizza l'attenzione sul sovraffollamento, sulla carenza del personale e sulla mancata assistenza psichiatrica. Ce ne parla Roberta Lunghi. Attenzione alle strutture, al personale, soprattutto agli uomini ristretti nelle carceri in Sicilia, dove valori e prospettive di chi ci vive cambiano. L'intervento del garante per i diritti dei detenuti tocca tutte le corde. Il neoeletto in Sicilia, Santi Consolo, ha iniziato la sua attività ispettiva con il carcere di Augusta, che al momento ha offerto più di altri spunti di varia natura alla cronaca. Dall'introduzione di droga e cellulari nascosti in confezioni di alimenti, all'aggressione nei confronti di un sovrintendente di polizia penitenziaria, fino alla morte di 2 detenuti dopo un lungo periodo di sciopero della fame. Facce diverse di una medaglia che esige un'analisi, e il garante comincia dai numeri di quel penitenziario. Del personale penitenziario che si attesta nel rapporto detenuti presenti e polizia penitenziaria, che è dello 0,38, quindi nettamente più basso di quello che dovrebbe essere il dato regionale e nazionale, che si attesta allo 0,61. Poi vi è un sovraffollamento effettivo della popolazione detentiva che è del 140%. Sono 476 detenuti a fronte della capienza effettiva di 339 unità, diminuite al momento a causa della indisponibilità strutturale di alcune camere. Per questo il garante ha proposto l'avvio di progetti per risolvere il problema, da realizzare in economia con l'impiego di manodopera dei detenuti. E poi ci sono le persone. 2 detenuti che rifiutano il trattamento, altri la terapia, un altro detenuto che addirittura aveva iniziato lo sciopero della fame. Sul fronte sanitario l'istituto è dotato di guardia medica permanente, ma lo psichiatra dell'ASP interviene solo su richiesta. Assistenza insufficiente per i tanti detenuti che presentano un elevato grado di disagio psichiatrico. Ed è qui che emerge un'altra carenza in Sicilia, dove esiste una sola articolazione di tutela di salute mentale presso l'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuta del tutto inadeguata. Quando avvengono questi eventi tragici, questo è l'epilogo di deficienze e carenze strutturali che non riescono a dare risposte a quelle che sono le situazioni di profonda crisi, tristezza, isolamento in cui si trovano queste persone. Appare così urgente attivare analoghe 2 strutture presso l'Istituto Pagliarelli di Palermo e presso l'Istituto di Siracusa, già programmate. Adesso siamo in grado di proporvi il servizio sul maltempo annunciato in apertura. La Sicilia orientale in questo momento è sotto allerta arancione. I maggiori problemi sono stati causati oggi dal forte vento. Paura a Paternò, dove un albero si è abbattuto su una palazzina. Forti disagi anche alla viabilità stradale. Nelle prossime ore sono attese piogge intense. Il servizio è di Emanuela Corsi. Il maltempo si abbatte sulla Sicilia con pioggia e violente raffiche di vento. A farne le spese questa volta è il versante orientale dell'isola, da nord a sud, dove la Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta arancione. Nel Catanese, dove la situazione continua a peggiorare, gli interventi dei vigili del fuoco hanno già superato il centinaio per i danni causati dal forte vento, motivo per cui è stato richiamato personale in turno libero per comporre altre squadre di soccorso aggiuntive. Qui siamo a Catania, dove il comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. In via Domenico Tempio e nei pressi del porto vediamo alcuni operai al lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza i pali della pubblica illuminazione abbattuti dalle raffiche di vento. Nel resto del Catanese danni ingenti tra Motta Sant'Anastasia e Paternò. In quest'ultimo comune vediamo cartelloni e pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale divelti. Grossi alberi sono finiti sopra vetture parcheggiate, ma anche sulle abitazioni. In questa palazzina colpita da un albero è stata tanta la paura dei residenti. Stamattina niente, a causa del vento dopo tutta la mattinata, circa alle 8:25 appunto abbiamo sentito questo enorme boato e l'albero è caduto sopra casa.
Situazione critica anche nel Messinese, l'arcipelago delle Eolie è isolato, con il mare in tempesta sospinto da raffiche di vento fino ad oltre 20 nodi. Qui siamo a Stromboli, colpita da violente mareggiate. Le onde investono con forza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari il mare ha invaso anche la parte terminale della frazione di Canneto, trasportando sabbia e pietre, rendendo così estremamente difficoltosa la circolazione anche pedonale. Problemi e disagi alla viabilità. Raffiche di vento che hanno raggiunto punte superiori a 60 nodi stanno sferzando Sant'Agata, Capodorlando e il resto della provincia tirrenica. Alcune strade sono bloccate per la caduta di alberi, rami e cornicioni. I vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello sono al lavoro sulla statale 113 nei pressi della contrada San Marino per liberare l'arteria da un tronco abbattuto dal vento. Caduti alberi anche a Messina. Critica la situazione anche sulle autostrade. Sulla A20 Messina-Catania chiuso il tratto tra Brolo e Torrenova a causa di un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata. L'autostrada A19 Palermo-Catania è stata temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni, tra Enne e Caltanissetta, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Nel siracusano si registrano vento e pioggia, ma senza danni rilevanti. Una situazione che, secondo gli esperti, potrebbe peggiorare nelle prossime ore quando sono previste piogge intense su tutta la fascia orientale della Sicilia. Il GIP di Trapani, Caterina Brignone, ha disposto la revoca del sequestro della struttura in corso di realizzazione sull'isola di Levanzo e destinata a divenire un solarium elioterapico a disposizione di una struttura alberghiera. È stata dunque disposta la rimozione degli appositi sigilli apposti giorni addietro dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Il GIP ha accolto l'opposizione proposta dall'avvocato Salvatore Longo, difensore nominato dalla ditta, l'impresa Macetra di Trapani. Il provvedimento del GIP dà atto dell'assenza di regolarità sia nella fase di richiesta sia nella fase di rilascio della concessione demaniale e accerta che i lavori di realizzazione del solarium elioterapico non presentano alcuna anomalia. Questa è la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale. I medici rinnovano l'appello al buonsenso e ricordano che un uso eccessivo aumenta le probabilità di patologie cardiovascolari. Il dietologo calabrese sottolinea: meno sale significa migliore qualità della vita. Ce ne parla Francesco Aloi. Ma il profumo non è il massimo. Ah no, saranno i piedi. Bisogna controllare il sale. Buonissimo, buonissimo, né sapito né salato, fantastico! Nel cinema come nella realtà, prima di impiattare si controlla se la quantità di sale aggiunta va bene. Ridurne il consumo è la raccomandazione che i medici rinnovano sempre, soprattutto in questa settimana. Meno sale può significare più salute. Il sale è una sostanza molto importante per il nostro organismo, ma nel contempo ha una condizione di irritare molto le pareti delle arterie e nel contempo di stimolare molto la condizione del rene. La World Action Salt, Sugar and Health promuove questa settimana per sensibilizzare governi, industrie alimentari e cittadini a consumare meno sale, un ingrediente che è presente in tantissimi alimenti e che, se consumato con eccesso, può aumentare il rischio di patologie cardiovascolari. Crea anche tanti altri problemi alle componenti metaboliche, alla tiroide, al rene, crea dei problemi al cervello. La sapidità crea una positività al palato ma una negatività alla salute cardiaca, cardiovascolare ma anche epatica. Un organo che patisce molto il sale è il fegato ma anche il rene, quindi limitiamo la presenza di sale, aumentiamo la presenza di potassio, diamo più frutta e verdura che hanno e legumi e cereali che hanno tanta fibra, che ne fa assorbire meno di sale e in questo caso noi siamo in una positività per cui si abbassa la pressione e miglioriamo la nostra qualità di vita. 5 grammi è questa la quantità giornaliera da non superare. Per farlo basta seguire alcuni consigli. Preferire erbe, spezie, aglio, peperoncino o agrumi per dare sapore. Lavare più volte verdure e legumi in scatola. Quando si acquista un alimento, leggere l'etichetta e scegliere quello meno salato. Gli esperti suggeriscono anche di ridurre gradualmente il sale nelle ricette, facendo adattare le papille gustative e di non metterlo mai a tavola. Seguiremo questi consigli, intanto ci occupiamo di musica perché la Sicilia torna protagonista di un nuovo video musicale che si preannuncia già come l'antitormentone estivo. Il brano è quello di Max Gazzè, la regia è dei catanesi Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli. La clip interamente girata nella riviera di Giardini Naxios, ce ne parla Eva Spampinato.
Sto almeno vicino a Catania, vicino alla nostra, alla nostra base, ai Giardini. Secondo noi poteva, ripreso nel modo giusto, ricreare un po' quell'atmosfera di Rimini, di questi posti che sono molto vissuti oggi, ma che hanno sempre quel sentore un po' di vacanze degli anni 70-80. Che ancora tutt'oggi conserva praticamente dal più piccolo oggetto al quadro, alle stanze, un'atmosfera che praticamente è rimasta ferma agli anni 80, location totalmente differenti una dall'altra. Abbiamo il deserto, abbiamo la montagna, abbiamo anche un po' la metropoli, ma anche la città barocca, quindi uno se vuole trova qualsiasi cosa. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, partiamo dal Palermo che pareggia al Barbera 2-2 con il Brescia e manca la qualificazione ai playoff. La Regina segna al 94esimo e sorpassa al photo finish rosanero in classifica. Marco Gulla. Il sogno playoff si trasforma in incubo al 94esimo quando la Regina segna il gol del vantaggio sull'Ascoli e sorpassa il Palermo nella corsa playoff. Rosanero che pareggiano al Barbera 2-2 con il Brescia, fuori dai playoff. Palermo che chiude il campionato al 9° posto, ma ha tanto da recriminare e da rimproverarsi. In vantaggio per 2-0 a fine primo tempo si è fatto rimontare da un Brescia che era ormai al tappeto e che invece si è rialzato ritrovando la strada dei play-out. Ancora una volta una squadra che mostra due facce, cala definitivamente il sipario sulla stagione del Palermo e dire che la gara si era incanalata immediatamente sui binari giusti. Brunori fa subito centro, assist di Tutino, il numero 9 rosanero stoppa e calcia col destro sotto l'incrocio dei pali, sotto lo sguardo di Andrenacci. Esplodono gli oltre 32.000 presenti al Barbera. Il Palermo controlla il match, non rischia quasi nulla, così prima della fine del primo tempo trova il raddoppio. Questa volta è Brunori a fare assist per Tutino che non sbaglia. 2-0, ci sarebbe anche il 3-0 ma viene annullato per fuorigioco. Il secondo tempo è tutta un'altra partita. Il Brescia entra in campo e domina da subito. Prima un gol annullato di Aie su assist di Karacic dopo 3 minuti dalla ripresa, poi il gol valido al 54esimo con Rodriguez. Il Palermo è stordito e dopo 3 minuti arriva il pareggio, verticalizzazione di Ward che vede il colpo di testa vincente di Aie. Si gela il Barbera, è 2-2. Il Palermo prova a tornare in vantaggio, sarebbe sempre playoff anche con il pareggio, ma al 94esimo la Regina segna contro l'Ascoli e scorrono così i titoli di coda sulla stagione dei siciliani. Il Barbera fischia e canta meritiamo di più. Agli spareggi per la promozione vanno Regina e Venezia. Palermo che deve accontentarsi di aver mantenuto la categoria, ovvero l'obiettivo designato ad inizio stagione dal City Group. E adesso ci occupiamo del Catania che dopo aver chiuso la stagione si proietta sul futuro. Prima di tutto la scelta di un allenatore, 4 i nomi su cui la dirigenza ha posto l'attenzione per il dopo Ferraro in Serie C. Marco Carli. Il Catania guarda già al futuro e anche al dopo Ferraro. Le parole del tecnico negli spogliatoi di Brindisi hanno fatto presagire quello che sarà con ogni probabilità il futuro. I contatti sono partiti da qualche tempo, procedura normale quando si tenta di capire la strada da intraprendere. Si è parlato anche con l'allenatore che ha riportato il Catania fra i pro, ma al momento si guarda ad altro e la dirigenza sfoglia la margherita. L'identikit sarebbe quello di un tecnico che sappia migliorare la squadra e le dia un'identità chiara. Un giovane, si dice, ma attenzione al tema dei risultati, quelli che il Catania vuole e che potrebbero far virare su un nome dal sicuro rendimento, come quello di Attilio Tesser. Campionato di B concluso con il Modena, salvezza raggiunta, tanti applausi del pubblico, ma anche un futuro che appare lontano dall'Emilia. Lui è appunto l'emblema dei risultati. Il pedigree parla chiaro, in C ha vinto tantissimo, da Novara a Cremona e poi da Pordenone a Modena, un profilo che equivale ad una certezza. Poi c'è la strada che dicevamo, quella della Nouvelle Vague. Paolo Bianco, ad esempio, cresciuto negli ultimi anni alle spalle di un certo De Zerbi e poi alla Juve come tattico, l'addio qualche settimana fa. Le sue esperienze in Sicilia, Siracusa con la Neri e Sicula Leonzio. Piace, ma non solo al Catania. Chi ha impressionato la dirigenza catanese è un altro ex rossazzurro, questa volta in panchina, vale a dire Francesco Baldini. La sua cultura del lavoro ha coinvolto i tifosi etnei nello sfortunato epilogo del Catania 46. La sua commozione al momento di salutare tutti attori del Grifo e anche i suoi risultati con una squadra che ha dato tutto sul campo
campo. Punti a favore che hanno colpito l'entourage rossazzurro in occasione degli incontri avuti. Così come è accaduto con un altro nome vagliato, quello di Luca Tabbiani, allenatore del Fiorenzuola in C, genovese del 79. 4 anni in Emilia, obiettivi centrati e adesso voglia di cimentarsi con qualcosa di diverso. È stato incontrato anche lui e anche lui ha saputo cogliere nel segno. Sullo sfondo Fabio Caserta, opzione comunque meno quotata delle prime 4. Le vie del mercato anche degli allenatori sono infinite, ma il Catania è consapevole di dover scegliere fra 2 strade. Dall'esperienza all'entusiasmo, potremmo dire per semplificare. Non è una scelta facile, ma arriverà presto. Il questore di Catania ha messo 3 DASPO nei confronti di presunti responsabili dell'aggressione all'arbitro durante la gara di calcio del girone S della Coppa Italia Eccellenza e Promozione tra SDRSC Riposto e Supergiovane Castelbuono, giocate il 30 aprile scorso. I destinatari sono 2 addetti al servizio di sicurezza e un dirigente accompagnatore del Riposto che avrebbero minacciato, insultato, strattonato e picchiato l'arbitro e il suo primo assistente, tanto che alla fine del primo tempo il direttore di gara è stato costretto a richiedere l'intervento dei carabinieri. E con questa notizia si chiude questa edizione di TG Sicilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata.